Intanto siamo a metà gara con il passaggio più veloce di Altea Burlina, 1.14.97, un po' imprecisa nel cambio di stile, ma è comunque lei in testa davanti ad Elisa Zappia, 1.15.68, Eva Cimenti 1.15.81 a metà gara. Questa è la situazione per la quinta serie delle 7 in programma, categoria ragazze. Per la quarta si scaldano Alessia Andreetta, nuotoli nuoto 74 in corsia 1, in 2 Arianna Donaudi, Unione Sportiva Idros, in corsia 3 Aurora Dima, Antares Castelfranco, in corsia 4 Laura Giacalone per la Società Sportiva Gabbiano, in 5 Irene Rocchi, Azzurra Nuoto Prato, in 6 Carmen Naletto per il Mirano Nuoto. E siamo al tocco finale con la conclusione di Eva Cimenti, 2.38.51 per lei davanti ad Emma Maria Romito, 2.38.98.